Ben ritrovati amici di A Tutto Campo, l'appuntamento dei dilettanti. Restiamo in onda in questo mese di giugno, la domenica, e vi riproponiamo le interviste ai personaggi del passato del calcio regionale, le interviste targate A Tutto Campo. Questa domenica vi riproponiamo la storia di un giocatore simbolo per un periodo nero-verde. E stiamo parlando di Sessolo, grande attaccante. E allora vi lascio a questa intervista e vi ricordo che noi continuiamo a raccontarvi il calcio dilettanti anche in questo periodo, tutto giugno in onda la domenica e anche il martedì per tutta l'estate e in particolare fino all'appuntamento del 26 giugno a Gemona con il grande evento conclusivo della stagione dilettantistica targata A Tutto Campo e Terzo Tempo. L'intervista. Nato il 30 aprile 1982 a San Vito al Tagliamento, è stato un simbolo nero-verde, attaccante, una carriera di gol fino al settore giovanile, tra l'altro anche con il Milan, e poi ha chiuso in eccellenza vincendo Massimiliano Sessolo dallo showroom di Media Cordovado. L'intervista. Massimiliano Sessolo, benvenuto. Grazie. Un piacere ritrovarti, dobbiamo raccontare la tua storia, insomma abbiamo come detto una vita tra D, chiudi da vincente in eccellenza, leghi sicuramente il tuo nome al mondo nero-verde dove sei ancora protagonista con un altro ruolo. Ma prima cosa, tu eri un 9 o un 10? Bella domanda. Allora, mi hanno sempre affibbiato il 10, però onestamente non l'ho mai sentito mio perché non mi ritengo un 10 come nella visione, no, abituale del rifinitore, fantasista, eccetera. Quindi ti direi un 9,5/11. Ok, stavi ai confini del 10, insomma. Sì. Però eri uno a cui piaceva fare gol. Sì, diciamo che mi riusciva discretamente, insomma, dai, finalizzare il grande lavoro che facevano poi i miei compagni era, diciamo, il mio dovere, il mio lavoro, insomma. Senti, faccio subito la domanda legata al Pordenone. Il Pordenone fa parte della tua vita calcistica. Come andresti a raccontare questa sua storia con il Pordenone? Me la provi a riassumere in punti chiave? Allora, sicuramente una storia intensa, emozionante, bella, con alti e bassi, ti direi più alti che bassi, così insomma, dai, te la descriverei così. Dimmi un alto e dimmi un basso, allora. Alti, non so. Il fatto di aver raggiunto il titolo di miglior marcatore della storia, questo è un discorso strettamente personale. Ti dico solo questo, l'anno che poi sono diventato il miglior marcatore della storia io non lo sapevo, cioè non sapevo che ero lì. E mi ricordo che a inizio stagione Marco Michelin mi dette questa notizia e allora lì ho iniziato un po' a dire, boh dai cacchio, sarebbe carino, no? Però prima non è mai stato un mio cruccio obiettivo quello del... tenere questi gol, sì, no? Sì. E adesso è un po' di moda, sai, 200, i 300, tutti che festeggiano. So che suona un po' strano, però... Allora, essere il miglior marcatore di una squadra così è sicuramente un alto, è un qualcosa che inorgoglisce. Sì. Un basso? Il basso, il fatto di non aver potuto coronare, diciamo, questo sogno di andare nei professionisti con il Pordenone. Tu vai via proprio... L'anno che poi dopo il Pordenone va in C. Mi racconti quell'anno lì, quel passaggio lì tuo? Il fatto di non restare in quel Pordenone. Allora, come l'hai vissuta? Com'è stata? L'ho vissuta male, nel senso che onestamente non me l'aspettavo, però è andata così, cioè, nel calcio si fanno le scelte, chi doveva fare delle scelte ha fatto questa scelta qua, mi è dispiaciuto, è indubbio, però insomma, poi sono stato contento che il Pordenone sia andato nei professionisti, perché comunque sono sempre rimasto un tifoso.
Beh, insomma, resti anche legato ai tifosi, no? Sì, certo, Non a caso nella ripartenza ci sei anche tu adesso. certo, sì, 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 no, E no, questa ripartenza, come la vedi tu adesso sei praticamente nello staff come sì, preparatore, no? sì, sì, Tu sì, hai, sì, sì, hai intrapreso questo percorso da sì, un po' di anni. sì. Raccontami un attimo un Sessolo attuale e poi torniamo nel passato. Allora, il Sassuolo attuale cerca di utilizzare il suo background di calciatore, sposandolo con gli studi delle scienze motorie, cercando di dare un aiuto un po' più completo rispetto a quello che può essere un aiuto che dà un un preparatore atletico nudo e crudo. Quindi cerco di aiutare i ragazzi anche con altro, insomma. E avendo vissuto determinate sensazioni, situazioni di campo sulla mia pelle, credo che questo mi avvantaggi un pochettino nell'essere utile. Com'era invece Sessolo quando inizia il suo percorso nelle giovanili, Pordenone, Donatello, addirittura a Milan? Chi era quel Sessolo? Com'era? Era un giocatore un pochettino più a tutto campo, no? Perché quando sei un po' più piccolino almeno a me, hanno fatto fare un po' tutto e mi piaceva giocare a pallone, quindi giocavo un po' dappertutto. Poi pian piano cresci e ti specializzano, no? E quindi sono stato un pochettino più spinto verso l'attacco, quello che poi è stato il mio ruolo nei grandi, ecco. E il Milan? Com'è stato? E il Milan è stata un'esperienza formativa da tanti punti di vista, dal punto di vista umano, perché vai via di casa a 15 anni, sei da solo, devi gestire la tua vita in maniera completamente diversa, per cui sicuramente sono cresciuto tanto da quel punto di vista lì e poi dal punto di vista tecnico e tattico quello che ho imparato da giocare, perché poi mi ha fatto diventare il giocatore che sono stato, l'ho imparato tra Donatello e Milan. Quelli sono gli anni in cui secondo me un giocatore si forma. Si sogna anche? Si sogna, sì. Il problema, non so se definirlo tale, è che non hai la consapevolezza in quegli anni lì di dove sei e a volte dai le cose un po' per scontate, no? Adesso pensandoci a ritroso degli ambienti in cui sono stato, le persone con cui ho interagito, eccetera, Non è facile essere pronti, no, 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 è davvero una casualità in quell'età adolescenziale, la testa bisogna capire un po' come gira, sì, no? sì, sì. Poi tu comunque fai la tua carriera in C, in D, hai frequentato diverse realtà importanti, no? Mi dici dove ti fermeresti però in questa carriera e dire lì in quel momento mi sentivo invece pronto, performante, era il mio periodo? Allora, ce n'è stato uno da giovane qua a Pordenone in C, quando ho iniziato a giocare, perché all'inizio sono partito molto bene, io arrivavo da un anno di inattività, per cui avevo bisogno un po' di rimettere in moto un po' la macchina e quindi avevo un po' di alti e bassi. Tu ti sei fermato, no? Sì, Per sì, un sì, ho fatto periodo. uno stop per Problema un personale. problema personale e poi ho ripreso a Pordenone in C con Fedele allenatore, in quella squadra lì c'erano giocatori, c'era Pasa, c'era Striuli, c'era Baiana, insomma discreti giocatori e anche a livello da C era un bel livello e io avevo 19 anni, se non erro, per cui verso il finale di stagione hanno cambiato allenatore e ho iniziato a giocare con continuità e in quel momento lì ho detto C'eri. cacchio sono tornato, posso dir la mia, insomma. Bello. A me incuriosisce anche il tuo finale di carriera, no? Perché tu chiudi in eccellenza, dopo praticamente aver fatto professionismo e semiprofessionismo, chiudi nei dilettanti, non avevi mai fatto l'eccellenza, la chiudi alla grande perché vinci a Cordenons e poi vinci anche in Veneto con la Liventina, no?
Mi racconti quel finale di carriera? Cordenose era una squadra fortissima e c'erano anche i tuoi gol. Sì, sì, sì. Beh, Cordenons eravamo partiti l'anno prima e poi c'è stato insomma, bisogno un attimino di consolidare il tutto e poi siamo riusciti a vincere bene con Conte allenatore e li smetto, decido di smettere perché un po' di magagne fisiche, un po' la testa aveva deciso di intraprendere un'altra vita e quindi le motivazioni venivano un pochettino meno. Decido di smettere, ma il blocco Cordenone si trasferisce a Motta con l'allenatore e purtroppo Dino Shan si fa male e inizia a squillare il telefono che il mio attuale allenatore ha iniziato a stalkerizzarmi per cercare di andare a giocare là e gli ho detto io vengo, però dobbiamo vincere perché ho chiuso vincendo. E chiudete vincendo, chiudiamo tu e vincendo. Campaner. Sì. Mi racconti Campaner, dimmi come me lo descrivi, Campaner giocatore e Campaner allenatore. Allora, il Campaner giocatore è stato il mio capitano, è stato quello dal quale ho ereditato la fascia a Pordenone, dal quale ho cercato di rubare come si fa a fare il capitano, chiaramente mettendoci poi del mio, e quindi è stato un grande punto di riferimento, no? È un giocatore forte, un gran difensore, tignoso, attento, con una grande fame, voglia. L'allenatore, secondo me, è ancora in evoluzione ed è migliorato, secondo me, anno dopo anno e migliorerà ancora anno dopo anno perché ha voglia di imparare, ha voglia di mettersi in discussione, per cui sono contento del percorso che sta facendo come allenatore. Se devo dirti una delle più grandi qualità che ha è quello dell'essere credibile e coerente e rispetto ad un gruppo, secondo me è una delle qualità migliori che deve avere un allenatore. Bella qualità. Andiamo con le domande classiche della nostra rubrica. Allora, questa in parte un po' l'abbiamo toccata. Che giocatore eri? Ricollegandomi un po' al discorso dei numeri, non ho mai pensato a me, ma al bene della squadra, quindi mi sento di definirmi un giocatore utile. No? Io ero l'attaccante, dovevo far gol e dovevo far gol. Quindi mi definirei in questo modo qua. Che calcio era quello che hai vissuto tu? Hai smesso circa Mi fai sentire vecchio con questa domanda. Esatto, infatti non esageriamo, non sono passati tanti anni, però insomma da quando ho iniziato, giovanissimo appunto in quel Pordenone in C, hai citato qualche giocatore, a quando hai chiuso circa una decina di anni fa, no, ormai più o meno, insomma hai visto anche diverse cose, quindi che calcio è stato quello che hai vissuto? Secondo me si è persa un pochettino di tecnica, no? I gesti tecnici sono un pochettino diminuiti, la tecnica di base intendo, è aumentata molto la fisicità, ma fisicità non nel senso brutto del termine, ma nel senso prestativo, quindi si cura molto di più l'aspetto della qualità atletica, riducendo questo secondo me sono le due. Tu univi un po' le due cose però, no? Qualità tecnica, ma anche qualità atletica, insomma. Sì, dal punto di vista atletico la qualità migliore era la velocità. Sì, era veloce, quello sì, bene. quello sì. La stazza è quella che è, però diciamo, la velocità ce l'avevo. E poi sì, tecnicamente insomma dai, mi difendevo. Ti sei sentito un simbolo e ti senti un simbolo del Pordenone? Sì, senza finta modestia sì, un po' per quel record che ho e un po' per quello che mi dimostra la gente quando ho modo di incontrarli o anche semplicemente allo stadio quando ci vediamo. Insomma, è una bella sensazione, immagino. Senti, io chiedo che giocatore hai apprezzato o che giocatori, se vuoi farmi qualche nome, nei dilettanti, però insomma possiamo, visto il tuo percorso, puoi anche farmi qualche nome del tuo percorso in generale, però sicuro anche
uno nei dilettanti, visto l'ultima parte, no? Tra D e l'ultimissima in eccellenza, anche se è stato poco. Allora, da attaccante chiaramente ho un occhio di riguardo per i miei colleghi. Ti dico Zubin a Pordenone, Max Rossi purtroppo per poco tempo e in condizioni particolari. Sono stati due giocatori dei quali io ho tratto beneficio perché erano giocatori di una intelligenza calcistica e di una qualità sopra la media, e quindi loro due, uno che ho incontrato nei dilettanti ma non c'entra niente con i dilettanti, Denis Godias, un altro che giocarci vicino diventa semplice se hai un pizzico di intelligenza calcistica. Perché ricordiamo, la curiosità, Sessolo nel suo percorso finisce anche a un certo momento alla Triestina, la Triestina che era in D e la Triestina che però era purtroppo, come sappiamo, a fasi alterne succede un bel rebus, un bel caos, no? Sì, dal punto di vista societario è stata un po' di burrasca, diciamo così, però anche Però la squadra era una buona squadra per la Serie D, niente di clamoroso, a parte Dennis, e diciamo che è stato un bell'anno anche quello lì, se devo dirti la verità, perché comunque giocare in una piazza come Trieste con quella tifoseria che comunque ha capito la situazione e ci è stata vicino, lo ricordo tutto sommato con piacere. Raccontami una partita indimenticabile. Una partita di Coppa, l'anno che avevamo allenatore Bosi, siamo andati a Chioggia, noi non eravamo in un periodo eccezionale e invece abbiamo fatto una partita veramente bella, divertente, qualitativamente giocata bene, abbiamo superato il turno, tant'è che siamo arrivati fino alla semifinale di Coppa Italia quell'anno lì. E poi, boh, vabbè, ce ne sono anche altre, ma insomma... Quella lì? Sì, quella prima che mi viene in mente. Raccontami una persona, compagno o dirigente, insomma, nel tuo percorso calcistico, indimenticabile. Allora, una persona che sicuramente ha segnato il mio percorso e anche la mia formazione è stato un allenatore che ho avuto al Donatello, che si chiama Ivan Quagliattini. Adesso sinceramente non so neanche se si alleni ancora, e mi ha insegnato parecchio. Mi ha insegnato parecchio dal punto di vista calcistico e non. Un aneddoto ricorrente. Ma non tanto io quanto i miei compagni, è un aneddoto che capita spesso, riguarda l'ultimissimo anno, dove ci stavamo giocando il campionato a Motta e a Giorgione è capitato un rigore. Mi è stata consegnata fisicamente la palla, nel senso proprio arrangiati, pensaci tu. È andata, non ce ne frega niente, fai tu. È andata bene, è una cosa che ricorre spesso, quando facciamo le cene ci si ritrova, capita spesso. Ci sta, quindi proprio un ricordo, un aneddoto di campo, vissuto, un momento condiviso. Però ancora qualche curiosità, nel tuo percorso hai avuto tanti allenatori e hai anche condiviso un momento con Gotti, no? Cioè hai avuto tante figure. Sì, è stata la mia prima esperienza in prima squadra. Io uscivo dal settore giovanile del Milan e c'è stata questa opportunità di andare o a Cittadella in primavera o a Pieve di Soligo in Serie D, e in quel momento lì ho fatto una scelta di andare con i grandi perché secondo me era più informativa. L'allenatore era Luca Gotti. Com'era? Un professore, cioè, secondo me era molto bravo, all'epoca era ancora anche lui secondo me in fase di formazione, però lo spessore si percepiva. Sì, assolutamente. Ma come allenatore con chi ti sei trovato meglio? Allora, l'allenatore con quale mi sono trovato meglio secondo me è Giovanni Bosi, come proposta di calcio e anche come modo di gestire, no? Lo spogliatoio, mi sono trovato molto bene. Però onestamente ne ho avuti tanti, bravo, ho cercato sempre comunque di rubare qualcosa di positivo da tutti, da Tassotti quando ero nel settore giovanile, e poi anche altri, insomma. Che bei nomi. Sì. Max Sessolo, insomma, per chiudere, cosa è stato per te il calcio?
Il calcio è stato un bellissimo viaggio che a posteriori è durato troppo poco, ma si sa che fisiologicamente finisce, che mi ha dato tanto dal punto di vista delle emozioni, belle, brutte, ma comunque le emozioni valgono tutte la pena di essere vissute. E un bel ricordo. Un bel ricordo. Un bel ricordo. Ti ringrazio per questa chiacchierata. Grazie. Abbiamo detto non un 10, un 9,5, un 11, sicuramente una carriera da 10, ricca di gol, da voto 10. Grazie a Max Sessol. Grazie a te.